Buongiorno, sono la dottoressa D'Orlando del reparto di otorino dell'ospedale di Tolmezzo e vi parlerò in merito a una giornata di prevenzione che è stata indetta per venerdì 10 aprile presso gli ambulatori otorini dell'ospedale di Tolmezzo. Venerdì 10 aprile è stata indetta la prima giornata nazionale di prevenzione del tumore del cavorale orofaringe. Visto la crescente diffusione del tumore del cavorale orofaringe, la OI, Associazione Otorino-Laringoiatri Ospedalieri Italiani, ha deciso di indire con il patrocinio del Ministero della Sanità la prima giornata di prevenzione in otorino-laringoiatria. Il tumore del cavorale orofaringe risulta un tumore in controtendenza rispetto ad altre neoplasie per la sua frequente diffusione, da taluni definita addirittura epidemica, tanto che ogni anno vengono registrati 12 nuovi casi ogni 100.000 abitanti e hanno un picco di diffusione massima tra i 50 e i 60 anni. Va sottolineato però che esiste una maggiore diffusione di questo tumore anche nelle fasce di età più giovani. Da ciò ne deriva l'importanza dell'argomento e la necessità di far conoscere alla popolazione quali siano i fattori di rischio e la possibilità di una diagnosi quanto più precoce possibile della neoplasia. Fattori di rischio noti da tempo sono alcol, fumo, scarsa igiene orale con carenza di vitamina A, esposizione ad altri fattori cancerogeni, scarso introito con la dieta di frutta e verdura ed esposizione ad agenti virali, quali il virus di Epstein-Barr e il virus HPV o Human Papilloma Virus. L'HPV risulta molto diffuso come virus e si trasmette prevalentemente attraverso i rapporti sessuali, coinvolgendo donne e uomini. HPV-16 è stato riconosciuto dall'Associazione Internazionale per la Ricerca sul Cancro come l'agente eziologico di una frazione dei carcinomi dell'orofaringe. HPV risulta uno dei principali fattori di rischio per i tumori del cavorale orofaringe e sembrerebbe anche essere una delle principali cause della maggiore diffusione di questi tumori nelle fasce di età più giovani. Per tali motivi, gli esperti della OI hanno deciso di mettere a disposizione le proprie competenze per indire una giornata di screening gratuito ad accesso libero presso gli ambulatori otorino delle principali città italiane. Noi otorini dell'ospedale di Tolmezzo abbiamo deciso di aderire a tale iniziativa con una giornata di screening gratuito nella mattinata di venerdì 10 aprile presso gli ambulatori otorini dell'ospedale di Tolmezzo. In tale circostanza il paziente potrà fare delle domande e chiedere informazioni ai medici presenti e nel caso di esito positivo avere accesso ad ulteriori accertamenti. Grazie per l'attenzione.